Attività ambulatoriali di ginecologia, senologia, screening oncologici e un ambulatorio chirurgico in un'unica area, rinnovata e confortevole. Le donne che necessiteranno di questi interventi non dovranno più recarsi in ambulatori dislocati all'ospedale di San Donà di Piave, perché ora è tutto concentrato nel nuovo percorso donna. Stamane il taglio del nastro. Una riorganizzazione interna che aiuta sicuramente il sistema, aiuta i professionisti, aiuta la paziente che si sente sicuramente in un contesto di sicurezza e organizzato, ma va anche incontro a quelle che sono oggi le esigenze di mettere al centro la paziente e di evitare lungaggini, ritardi, ma trovare già un percorso ben definito. Meno sovraffollamento, possiamo avere anche personale dedicato con certe competenze e quindi in qualche modo dare spazio alle competenze di ognuno e valorizzare la professionalità dei singoli professionisti, che dall'infermiera che si occupa solamente del percorso del preoperatorio a infermiere specializzate nella parte dell'ambulatorio chirurgico, dove servono delle competenze un pochino più fini. Il concentramento di determinate attività diagnostiche ha anche reso disponibili più sale operatorie per l'attività chirurgica. Dal punto di vista della logica di gestione del percorso della prevenzione dei tumori dell'apparato genitale e della mammella ha un valore importante, soprattutto per le donne, perché qui trovano tutti i servizi di cui hanno bisogno per lo screening avanzato, per la diagnosi, per programmare anche le varie attività, sia di tipo diagnostico che di tipo, diciamo, procedurale, quindi ha un valore simbolico importante soprattutto per loro e anche per i professionisti che qui possono lavorare assieme in maniera integrata, confrontandosi anche nella gestione dei casi più complessi.